Seconda visita nel quartier del Piave, oggi di fronte a un'eccellenza per la scuola e per l'enologia di tutta Europa. Direi sì, un'eccellenza è anche dir poco, perché qua questa scuola è un sistema che è completo, dove vengono così sviluppati tutti i percorsi didattici e direi legati all'istruzione e alla formazione superiore utili a un territorio che ha la necessità di avere personale esperto e preparato. Oggi ha parlato di giovani da inserire nel mondo della scuola. Ecco, c'è tanta attesa. Quali sono le garanzie che si sente di dare anche per i concorsi che verranno indetti nei prossimi mesi e nei prossimi anni? No, partendo dall'esempio di questa scuola, noi vogliamo permettere ai nostri ragazzi di avere un progetto per il loro futuro che parte anche da un lavoro, per quanto riguarda le persone che vorranno fare il docente, il professore nella scuola, l'insegnante, e noi ci stiamo attivando, alcuni sono già partiti, con dei bandi di concorso proprio per accelerare un processo di reclutamento che per noi è importante avere al più presto. E per i docenti invece che sono già abilitati, che parteciperanno al concorso, cosa si sente di dire? Ma i docenti abilitati, per loro stiamo anche guardando altre forme, altri diciamo, percorsi che potrebbero consentire anche di velocizzare meglio il loro reclutamento. Sembra un'emozione, però è anche l'occasione per dire che oggi è venuto il Ministro della Pubblica Istruzione, che è una giornata storica, in un complesso scolastico che ha 1500 allievi, dove il ragazzo può entrare a 14 anni, si iscrive e se volesse fare la laurea magistrale, addirittura la carriera universitaria come insegnante, qui riesce a farla. È una scuola unica al mondo, peraltro una scuola che oggi garantisce occupazione, questo è bene dirlo in un momento nel quale si parla tanto di occupazione. Seconda visita del Ministro dell'Istruzione nel quartier del Piave nel giro di pochi mesi, quindi un'attenzione particolare per il nostro territorio. Lamentiamoci poi, no? Non sarà l'unica e non sarà l'ultima e penso che questo sia positivo, assolutamente positivo, un segno di attenzione e del senso che il consenso che questi territori danno poi si traduce anche in presenza fisica, in interventi, in finanziamenti, visto e considerato che basti pensare che per la tragedia del ciclone Vaia delle montagne venete ho già avuto dal governo 1 miliardo e 50 milioni di euro. È davvero una giornata speciale per noi, per il nostro territorio, è stato per noi un onore ospitare il Ministro che con i suoi numerosi impegni ha trovato comunque il tempo insieme al Governatore della Regione Veneto Luca Zaia, ex allievo di questa scuola, e l'Onorevole Colmelleri e tante autorità, di essere qui oggi e a conoscere la nostra complessa ma davvero splendida realtà che offre veramente agli allievi di maturare delle competenze che sono spendibili in tutto il settore enologico e anche agrario. Abbiamo avuto anche l'onore di avere il prefetto, di avere insieme a noi anche il nostro direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Celada, e tantissime persone che insomma hanno reso questa giornata particolare che rimarrà nella storia del Cerletti. La nostra scuola, che è la più antica in Italia come scuola enologica, è capofila della rete scuole enologiche, si va da San Michele all'Adige a Catania, siamo in 12 e tra l'altro proprio a novembre scorso siamo stati ospitati a Roma dal Ministro, abbiamo portato le nostre istanze soprattutto riguardanti il 6° anno, che è quello che prepara proprio gli enotecnici, perché ci sono a nostro avviso degli aspetti che vanno sicuramente migliorati per far sì che escano da qui dei professionisti, dei tecnici preparati. È una cosa veramente incredibile, è venuto a visitare però la migliore scuola d'Italia secondo noi, una scuola d'eccellenza che per il nostro territorio è un punto di riferimento, ma anche e soprattutto una scuola che riesce a coniugare l'eccellenza nella formazione dei propri ragazzi col fatto di integrarsi perfettamente nel territorio. Per un qualcosa di unico, qualcosa di incredibile e anche il Ministro se ne è reso conto. Noi siamo orgogliosi e la nostra intenzione è proprio quella di far conoscere sempre di più al Ministro, cosa che abbiamo già fatto quando la delegazione si è presentata appunto a Roma da me invitata, proprio per presentare al Ministro le problematiche, le necessità, le esigenze anche di queste scuole che sono e costituiscono delle eccellenze per tutta Italia. Quindi il mio impegno è proprio quello di farmi carico e di seguire tutto quello che serve fare, appunto perché questo territorio possa essere considerato per quello che è e per quanto buono
fa e per quante cose buone comunque riesce a sviluppare e a fare. Questo può essere preso come esempio per tutto il resto d'Italia, infatti non a caso questa scuola è la capolinea, la capofila di un progetto di scuole enologiche, di una rete scolastica scuole enologiche italiane, e quindi noi di questo ne siamo orgogliosi.